sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. 10 fermate giornaliere straordinarie del treno alla stazione di Genova Besima, dal lunedì alla domenica, a partire dal 6 febbraio. Un provvedimento messo in campo per sopperire alle difficoltà di mobilità dovute alla frana sull'Aurelia, nei pressi di Arenzano. La Regione Liguria ha partecipato ad un appuntamento scientifico internazionale, la Site Visit dell'International Advisory Board per i gaslini, che ha riunito a Genova 4 scienziati di fama mondiale per un confronto con i ricercatori dell'IRCS pediatrico, che hanno presentato i risultati delle loro attività di ricerca. Con un saldo positivo di 112 imprese su oltre 21.300 attive, il settore edilizio si conferma in crescita in tutto il territorio ligure, con gli apici delle province di Genova e Imperia. Bene anche le imprese artigiane che si mantengono stabili rispetto al 2024. Via libera alla fattibilità del tunnel della Val Fontana Buona. Il progetto risulta conforme alle norme urbanistiche e prevede un nuovo svincolo sull'autostrada A12, una rampa lunga 5,6 km e la realizzazione di 2 gallerie per collegare la costa del Tigullio con il suo entroterra. In anticipo sul cronoprogramma è stato ridotto lo scambio di carreggiata in direzione nord tra Bolzaneto e Busalla, determinando così un minore impatto sul traffico. Rimanete aggiornati sui canali social di Regione Liguria.